Sono una volontaria del Canile di Rubano e sono la curatrice della mostra Non ti scordar di me per conto della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, sezione di Padova. La mostra si sviluppa in 3 sezioni, ho coinvolto 3 amici fotografi. I 3 temi della mostra sono Vite sospese, curata da Marzio Minorello, che sostanzialmente è un reportage del canile, Modello per un giorno, curata da Ettore Franceschi, e Massimo Teolato, che ha curato l'ultimo tema, che è quello Profumo di libertà. È una mostra itinerante, è partita il 5 di settembre dal cortile pensile di Palazzo Moroni a Padova e terminerà a fine di febbraio nell'ultimo comune. Qui la trovate dal 17 di ottobre fino al 31 di ottobre. L'obiettivo è quello di sensibilizzare le persone ad adottare cani adulti e a non cercare solo i cuccioli. La collaborazione con il Canile di Rubano è nata tempo fa, ci conosciamo da tempo anche perché io sono un amante dei cani e quindi adoro quello che fanno e la bravura di questi signori che dedicano la loro vita a questo canile. Io ho esposto già in parecchie mostre alcuni miei lavori che ritraggono appunto animali in movimento, perché a me piace fotografarli così come sono loro in natura, e questo è quello che è il risultato. Siamo stati contattati da Cristiana e abbiamo documentato i cani del canile di Rubano in diverse situazioni. Il tema che ho trattato io è il reportage del canile e si trattava di un insieme di 40 immagini e ne sono state scelte 12 per la mostra. Il mio tema è Vite sospese, tratta in pratica del lavoro che fanno questi volontari nel canile